Buongiorno a tutti e benvenuti a quest'ultimo appuntamento della giornata, questa conferenza, questo incontro, questa chiacchierata dal titolo Scout in Azione. Prima di iniziare presentando i nostri ospiti, presentiamo l'assessore Sardi alla cultura che è qui con noi questa sera. Prego, venga pure. Un saluto a voi soprattutto. Scout in Azione veramente mi incuriosisce, credo che incuriosisca anche tanta parte della nostra cittadinanza, e l'amministrazione è veramente felice che abbiate potuto festeggiare il vostro centenario, e non è poco, nel centro della nostra città, nella nostra piazza, e far vedere quanto importante siano queste associazioni e soprattutto tutte le associazioni che lavorano nel nostro territorio, ma questa che devo dire ha permeato, tutti sanno chi sono gli scout, è vero, lo sappiamo da sempre, da piccoli, però che cosa fanno per davvero? Forse non tutti lo sanno. Quindi questa conferenza sicuramente è molto interessante, io sono venuta molto volentieri ad ascoltarvi, vi porto il saluto dell'amministrazione del nostro sindaco, so che già questa mattina avete avuto un gran successo, questo mi fa molto piacere, e sono qui in attesa di sapere quali sono le grandi azioni, la grande voglia di lavorare, perché 100 anni pensiamo, per tenere viva un'associazione 100 anni veramente ci vuole tantissimo impegno. Tanta forza, tanta perseveranza e tanto entusiasmo, che è quello che vi auguro di avere per altri 100 anni. Grazie a tutti. Ecco, qui abbiamo un presente anche per ringraziarla di essere qui con noi. Ecco. Grazie, grazie a tutti. Grazie all'assessore, grazie ancora Sara. Niente, questa sera sono qui per introdurre gli ospiti, dire due parole, per raccontarvi come siamo arrivati a questo titolo, Scout in Azione. Abbiamo voluto mettere appunto in evidenza il fatto che gli scout attraverso il fare possono cambiare e possono cambiarsi e possono cambiare il mondo, quindi trasformare se stessi, e trasformando se stessi possono fare, per così dire, azione collettiva, azione di cambiamento. E questa sera abbiamo 3 ospiti, abbiamo un capo e un rover che ha appena preso la partenza di Conegliano. Facciamo quindi un applauso intanto a Mattia Milani, rover. Un applauso al nostro aiuto caporeparto Carlo Bressan. E poi abbiamo un ospite che è anche un'amica, abbiamo fatto diverse cose insieme con gli scout, è una capo scout d'esperienza, è stata già incaricata alla formazione capi del Veneto, è in pattuglia nazionale esploratori e guide, per chi sapesse che cosa voglio dire questa cosa, comunque una persona che diciamo fa dello scoutismo anche una passione nella vita ostetrica e diciamo è mamma anche di 3 adolescenti, quindi è una cosa che ha diversa esperienza. E questa sera l'abbiamo invitata proprio perché così ci può dare un attimo un inquadramento di come il metodo scout e di come l'esperienza scout può aiutare a cambiare il mondo. Io adesso passo la parola a... Il nome? No, non ho detto il nome, scusa. Martina De Michele. Bene, buona serata, buon ascolto e buon inizio. Salve a tutti, io sono Martino e poco tempo fa, un mesetto più o meno,
ho concluso un grande capitolo della mia vita. Ecco, non si direbbe ora, diciamo che ho rispolverato camicia e calzettoni per l'occasione, però un mesetto fa appunto ho preso la partenza, ho concluso il mio percorso scout e in queste ultime settimane ho avuto modo un po' di riflettere su questo capitolo della mia vita durato 12 anni, questa grande avventura. Potrei stare qua ore su ore a raccontare i vari episodi eclatanti, tutte le risate, tutte le imprese compiute, tutte le difficoltà incontrate lungo il percorso. Però non è questo il mio compito oggi. Beh, se qualcuno è interessato me lo faccia sapere per tempo, così inizio a stendere l'autobiografia, però questo magari ci penso domani. Oggi sono qua per provare a darvi qualche idea, provare a suscitarvi qualche riflessione e raccontarvi un po' in questo quarto d'ora quello che ho capito io in questi 12 anni dello scoutismo. Anche qua potremmo stare ore e ore ad analizzare le varie sfumature, tutti i vari dettagli del movimento scoutistico. Quindi per sicurezza metto subito in chiaro i due punti di cui vi parlerò oggi. Punto numero 1, secondo me lo scoutismo mi ha cambiato come persona e l'ho fatto per il meglio. Ora sono una persona migliore grazie allo scoutismo e in generale lo scoutismo cambia e migliora le persone. Punto numero 2, lo scoutismo cambia e migliora anche il mondo intero. Lo so, niente di estremamente rivoluzionario, è colpa degli organizzatori che mi hanno dato poco preavviso, però bisogna fare di necessità virtù. No, sto scherzando, grazie mille agli organizzatori per tutto il lavoro compiuto e grazie per avermi dato la possibilità di essere qua ad esprimermi, a portare la mia idea. Ecco, e quindi, come dicevo, punto numero 1, lo scoutismo mi ha cambiato come persona e l'ha fatto per il meglio. E perché dico questo? Perché secondo me lo scoutismo offre la soluzione o una buona parte della soluzione a quello che Cesare Pavese definiva come tutto il problema della vita, ovvero come rompere la propria solitudine e come comunicare con gli altri. Beh, un problema non da poco, già 2500 anni fa, lustro più, lustro meno, Aristotele aveva capito che noi siamo fatti per stare con gli altri, siamo creature fatte per stare con i nostri simili e non da soli. Cosa saremmo noi senza le relazioni che intrecciamo con le nostre famiglie, con i nostri amici, con le persone che incontriamo per strada? Cosa saremmo noi senza il nostro prossimo? Beh, in fin dei conti poca roba. E quindi questo problema di Pavese merita davvero una soluzione. E come dicevo, secondo me lo scoutismo ne offre una e lo fa in svariati modi. Innanzitutto, logicamente, offre l'opportunità di fare tante nuove conoscenze, di creare tante nuove amicizie, e però amicizie particolari in un certo senso, perché hanno l'opportunità di svilupparsi nel tempo e sono corroborate da quello che io definisco un po' il climax dello scoutismo, che parte con il divertimento con i giochi ai lupetti da poco più che bambini, e poi passando al reparto e arrivando infine al clan diventano amicizie più solide, corroborate dalla fatica, dal cammino insieme, dalle imprese al reparto e dai capitoli poi al clan. E sono amicizie importanti che durano nel tempo e questa fatica che aiuta a formarle ha un grande ruolo e forse il modo più emblematico per fare fatica nel mondo scout sono le camminate, le lunghe camminate a piedi, viaggi, se vogliamo. E io mi considero molto fortunato da questo punto di vista perché la mia carriera scout mi ha offerto la possibilità di andare prima, con la prima rotta di clan, in Spagna a percorrere l'ultimo tratto del Cammino di Santiago e con la scorsa e ultima route di clan l'estate scorsa siamo andati in Bosnia grazie al progetto Bosnia della GESCI, dove abbiamo avuto l'opportunità di sì camminare e poi anche di prestare servizio. E questi viaggi, questo camminare, portarci verso luoghi lontani, sconosciuti, ha una grande importanza, ci permette di conoscere nuovi punti di vista, nuovi modi di pensare
che non avremmo modo di scoprire se rimanessimo a casa nostra. E questo ci permette di creare ponti di solidarietà, ponti di amicizia con il mondo intero, farci capire che non c'è buono o cattivo, non c'è bene o male, c'è solo il diverso e va bene così. Anzi, per fortuna che è così, fossimo tutti uguali sarebbe un po' una noia. E quindi ecco, questo è un altro dei motivi per cui lo scautismo mi ha reso migliore. E poi un altro punto importante, specie al clan, è il servizio, ovvero l'opportunità, fa un po' un passo oltre a queste camminate, questi viaggi. Ci porta a conoscere il punto di vista di altre persone e in più ci dà la possibilità di spendere il nostro tempo e di fare fatica per aiutare il prossimo. E anche questo aiuta ancora di più a creare solidarietà, a ricordarci che la vita in fondo è una grande bella occasione per mostrare un po' di gentilezza verso il nostro prossimo. E infine ovviamente in quanto AGESCI, Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, la fede è un punto fondamentale e dobbiamo ricordarci che anche quando pensiamo di essere da soli, anche quando non vediamo nessuno al nostro fianco, in realtà completamente soli non siamo mai, perché abbiamo il Signore con noi che è sempre a nostra disposizione. Siamo noi che lo allontaniamo, Lui è sempre vicino a noi. Ecco, forse i più attenti tra di voi avranno colto che i punti di cui ho appena parlato rappresentano i 4 punti fondamentali del clan, ovvero comunità, strada, servizio e fede. E sono valori che già dai lupetti, già da poco più che bambini, iniziamo a sviluppare, iniziamo a conoscere, anche se non sappiamo definirli bene. Quello arriva col tempo, arriva col clan. Però lungo tutto il percorso scoutistico siamo abituati a questi valori importanti al giorno d'oggi, più che mai in questo mondo. E ora per me, che sono uscito dal clan, che ho preso la mia partenza, questi valori non rimangono alle mie spalle, anzi, non avendo più il fazzolettone con me, ho l'impegno ancora maggiore di portarli avanti giorno dopo giorno. E questo cerco di farlo a Forlì, dove studio da fuori sede e dove presto servizio all'associazione Welcome, dove aiuto i bambini il pomeriggio a fare i compiti, i bambini delle medie e delle elementari, e soprattutto secondo me nei miei studi. Io studio relazioni internazionali ed è un campo di studi dove secondo me è fondamentale avere questo gruppo di idee, questi valori che vengono dati dallo scoutismo, come ho detto, comunità, strada, fede, servizio, ma anche libertà, fratellanza, amicizia, in questo mondo che giorno dopo giorno sembra sempre più preda della legge del più forte. Dobbiamo ricordarci che il diritto internazionale conta ancora, che c'è un'altra via, che non possiamo e non dobbiamo abbassarci a semplicemente chi ha i muscoli più grandi. Ecco, questi erano un po' i motivi per cui penso che lo scoutismo abbia cambiato me, ma come ho detto, punto numero 2, lo scoutismo cambia anche il mondo intero. E cambiando me, cambiando te, cambiando noi, di riflesso poi si cambia il mondo, che alla fine è sempre stato un po' uno degli obiettivi dello scoutismo, del movimento. Lascia il mondo un po' migliore di come l'hai trovato. Non sono parole mie, non sono io a portare questa rivoluzione, è stato Robert Baden-Powell, il fondatore del movimento scoutistico, a pronunciarle. E la storia è piena di esempi in cui lo scoutismo ha dato una mano, ha dato un aiuto tangente e visibile ad aiutare il mondo, a renderlo un posto migliore. Tra tutti le Aquile Randage, un gruppo scoutistico che prima ha sfidato il regime fascista e il suo divieto alle attività scoutistiche, e poi durante la seconda guerra mondiale ha aiutato a salvare più di 2000 persone perseguitate dai nazifascisti.
e poi la storia è piena di grandi figure importanti che hanno vestito un fazzolettone al collo: Martin Luther King, Neil Armstrong, il suo compagno Buzz Aldrin e Amadou Mahtar Mboum, il primo segretario delle Nazioni Unite di origine africana negli anni 70. La storia, come ho detto, è piena, però adesso vorrei portare un mio esempio, un episodio che ho vissuto nell'ultima route, come ho detto, in Bosnia la scorsa estate, divisa tra il cammino e il servizio, un servizio di 2 giorni dove il mattino eravamo impegnati a giocare, a passare il tempo con i bambini del quartiere dove eravamo ospitati, e infine il pomeriggio ci spostavamo in un orfanotrofio dove giocavamo, con i bambini dell'orfanotrofio. E mi ricordo che il secondo e ultimo giorno un bambino del quartiere, dopo una mattina sotto il sole cocente a giocare a calcio, mi dice che avrebbe tanto voluto un gruppo scout là a Tuzla, dove ci trovavamo. E mi ha colpito molto quella semplice frase. Mi ha colpito perché mi ha fatto rendere conto, uno in primis, di quanto noi siamo fortunati a considerare lo scautismo e tante altre comunità come qualcosa di naturale, qualcosa di sempre presente. E due, mi ha ricordato di come lo scautismo sia forte, come abbia il potere, specie in certi luoghi meno fortunati dei nostri, come abbia il potere di togliere i bambini dalla strada, i bambini e i ragazzi dalla strada e educarli e farli crescere in un luogo sicuro e divertente. Ecco, ed è da qua che si inizia a cambiare il mondo, non serve una bacchetta magica per cambiare improvvisamente e dall'alto le cose. Tutte le rivoluzioni della storia, in fin dei conti, sono partite dal basso. E ricordiamoci che un battito d'ali da una parte del mondo provoca un tornado dall'altra. Ecco, queste erano un po' le mie idee, le idee che ho pensato di portarvi. E ovviamente in 12 anni di scautismo ne ho formulate molte di più di quante si riescano a esprimere in 15 minuti. Però penso di essere riuscito ultimamente a condensarle, a fare un succo di tutta la storia e a metterle insieme in una frase, che è vivere con gli altri e per gli altri e riuscire a divertirsi nel frattempo. Questa è un po' la chiave che ho trovato io allo scautismo e vi auguro anche a voi di trovarla presto e chissà che magari queste giornate non vi aiutino a farla. Grazie mille. Avevo 10 anni quando per la prima volta partecipai ad un'attività scout. Mi accompagnò mia mamma completamente contro la mia volontà. Non ne volevo proprio sapere di partecipare all'attività di questa strana entità che si chiamava Branco. 12 anni dopo mi trovo a far parte di una comunità capi all'interno dello stesso gruppo nel quale una dozzina di anni fa appunto sono entrato. In quanto tale sono un capo, ho una responsabilità educativa nei confronti di un gruppo di ragazzi e con loro mi metto in gioco ogni giorno per cercare di trasmettere quello che lo scautismo ha trasmesso a me in questi anni. Dovete sapere che ogni capo ha con sé una scatola degli attrezzi e al suo interno possiamo trovare una miriade di strumenti diversi, ognuno di essi frutto delle esperienze e delle esperienze fatte nella propria vita. Ecco, quello che voglio fare con voi in questi 10 minuti è ripercorrere un po' quelle che sono state le mie tappe salienti di questo percorso e mettere in chiaro quali sono gli strumenti che ancora oggi mi porto appresso per cercare di avere un impatto il più possibile positivo e formativo nei confronti dei ragazzi che mi sono affidati. Questo sono io, quando sono entrato a far parte del Branco. Come dicevo, non ero proprio ottimista a questa prospettiva che mi si apriva davanti, anzi ero sì un bambino molto estroverso con le persone con le quali avevo molta confidenza, ma al contempo ero estremamente timido e chiuso
alle persone che per la prima volta mi parlavano e mi venivano incontro. E pertanto ero molto portato a chiudermi nella mia comfort zone. Scambiavo quello che provavo per piacere, lo scambiavo in realtà, scusate, il piacere che provavo in realtà era la noia che preferivo di gran lunga alla scomodità del dovermi mettere in gioco. Ecco, il gioco è proprio la parola chiave. Qua, attraverso il gioco, effettivamente per la prima volta mi sentii parte di qualcosa di più grande. Vedete, ogni specie di mammifero ha bisogno del gioco per poter costruire relazioni sociali e poter diventare un adulto funzionale all'interno della società. E questo è vero più che mai per gli esseri umani. Noi abbiamo bisogno del gioco libero per poter diventare adulti di successo. Attraverso il gioco impariamo a darci delle regole condivise, impariamo a rispettarle, a gestire conflitti, impariamo a capire che cosa vuol dire perdere. Ecco, tutte queste cose inconsapevolmente le imparai, le appresi a questa età, grazie allo scautismo, e mi prepararono a quella che poi fu la grande avventura che venne dopo, che è quella del reparto. Ecco, qua cominciai a sperimentare il mondo, a forza di lividi, a forza di sbucciature, di testate, sempre in un ambiente protetto, ma che mi permise di cominciare a assaggiare il mondo nella sua interezza e complessità. Venni in tutti i sensi educato dai capi educatori che spendevano le loro giornate per pensare alle riunioni a cui partecipavo. E vedete, non è una cosa banale, spesso si fa confusione tra l'educare, il concetto di educare e il concetto di istruire. Sono due cose in realtà completamente diverse, due facce della stessa medaglia che lavorano in versi contrapposti. Mi spiego meglio. Se guardiamo l'etimologia di queste parole, educare e istruire. Istruire deriva da struere, è un verbo latino, vuol dire costruire. Ed effettivamente quando ci istruiamo assumiamo quei piccoli mattoncini, nozioni teoriche, con le quali costruiamo il nostro capitale conoscitivo. Quindi dall'esterno introduciamo qualcosa all'interno di noi. Con l'educazione invece, l'educazione deriva da questa parola latina, vuol dire educere, tirare fuori. Il movimento è contrapposto, dall'interno estraiamo qualcosa. Ma cosa? Ognuno di noi quando nasce come individuo unico e irripetibile, con le proprie caratteristiche, propensioni, con le proprie passioni, ed è proprio questo che l'attività educativa dei capi fa. Tira fuori l'individuo per come egli veramente è. Dopotutto l'adolescenza, sotto certi aspetti, è un nuovo venire al mondo, è un nascere per la seconda volta, rompere il guscio d'uovo dal quale si è circondati e mostrarsi con i propri talenti e le proprie capacità. Poi venne il noviziato. Qua imparai che se voglio fare qualcosa, la responsabilità è solo mia. Non esistono scuse, non esistono motivi di lamentela, esiste solo il fare, ben pianificato, organizzato, ma poi bisogna avere voglia di mettersi in gioco. E qua arriva il clan. Le persone che ho conosciuto al clan mi hanno formato e ancora oggi sono conoscenze, amicizie che mi porto dietro. Le cose che ho imparato sono cose che ancora oggi determinano il mio agire. Sono diventato più responsabile, più consapevole, ma fra tutti sono diventato un uomo della partenza. Essere uomini o donne della partenza è l'obiettivo del metodo scout. Da quando si entra ai lupetti fino al momento chiave che si chiama partenza, che poi alla fine è solo un nuovo inizio, tutti gli sforzi dei capi sono convogliati nella direzione di formare nuovi adulti, giovani adulti, perché la partenza è proprio questo, è il passaggio dall'essere ragazzo all'essere un giovane adulto. Decine di capi, clan, prima di me si sono spesi per cercare di far comprendere ai propri ragazzi che cosa vuol dire questo concetto, e non è facile, perché quando lo si vive è molto facile capire che cosa vuol dire, ma quando lo devi spiegare a persone che potenzialmente lo saranno ma non lo sono ancora, ecco, diventa un po' più difficile. Per quanto mi riguarda, un uomo della partenza può essere accostato alla figura del pellegrino, del nomade, colui che ogni giorno si sveglia in un posto diverso del mondo, che fa conoscenze nuove,
che fa del mondo la propria casa e si muove con gli occhi di un sognatore, ma con le mani e le gambe ben piantati, radicati nel terreno, nella concretezza della realtà, per poter farlo. Ecco, fra tutte le frasi che ho letto nella mia vita, una fra tutte mi è rimasta impressa e ho inserito anche nella mia lettera alla partenza, che la riporto adesso. Non vi è alcun dubbio che una barca sia più al sicuro quando è ormeggiata al molo, in un porto. Eppure è per il mare aperto che essa è stata costruita. Lo scautismo è questo, spinge i ragazzi a trovare, a riconoscere la marea giusta della propria vita, a cogliere l'occasione, magari con paura, ma anche con il coraggio per affrontarla e trovare il proprio mare da navigare per il resto della propria vita. Perché effettivamente è proprio così, ci si rivela solo nell'azione. Lo scopo di questi capi che si mettono in gioco in questa attività educativa è proprio questo: far sì che i ragazzi possano conoscere se stessi, perché è attraverso questo processo che si può poi capire qual è il proprio posto nel mondo, il proprio ruolo, i propri doveri, responsabilità. Formare persone che non vedano i limiti come delle frontiere invalicabili, ma anzi decidano di oltrepassarli, proprio per quello che dicevo prima, per potersi mettere in gioco, potersi sfidare e poter scoprire di avere talenti da poter poi mettere al servizio degli altri. Ecco, prima di me migliaia, milioni di ragazzi sono stati educati dallo scautismo ed è proprio qua che sta la sua potenza. Riesce a raggiungere chiunque, è un metodo universale, ma non perché è stata scoperta una formula magica che può essere copia incollata su chiunque, ma perché il metodo dello scautismo è un metodo che si autoadatta a chi è davanti. Ti dà solo una legge e una promessa come bussole e poi tocca a te metterti in gioco. Non ti prescrive regole, non ti prescrive teorie, nozioni varie allo scopo di raggiungere una qualche utopia. Certo, abbiamo una legge, ma se ci pensate bene, all'interno della legge non c'è alcun riferimento ad un obbligo. La guida e lo scout, 2 punti, pongono il loro onore nel meritare fiducia e via ad andare. Si tratta semplicemente di una descrizione. È una sfida, sta al ragazzo poi, e ai capi, saperla cogliere. Bene, lo scautismo come metodo che si autoadatta a chi ha davanti e cerca di far emergere anche il più piccolo dei talenti, cerca di farlo riconoscere al ragazzo e quando quest'ultimo comincia ad accorgersi di essere un individuo unico ed irripetibile, comincia ad ampliare la sua vista a chi ha intorno e si rende conto che è circondato da persone che si battono con magari le stesse difficoltà in cui egli si sta battendo e piene di talenti diversi, variegati. E qua, ecco, si fa spazio il concetto di comunità. Mi rendo conto di non essere da solo in questa strada che sto affrontando, mi rendo conto che ho qualcuno al mio fianco e a quel punto non diventa più chi arriva prima, ma come arrivo, con chi arrivo. Ecco, ad oggi paura ed incertezza non sono più diffuse di prima, ma sicuramente fanno più rumore. E in una situazione del genere, quello che conta davvero non sono tanto azioni eroiche, individualiste, ma piccoli atti di cura. Piccole azioni che compio nei confronti di chi ho intorno e del creato che mi circonda. Quello che fa la differenza è avere la capacità di sapersi fermare, guardarsi intorno, capire quello che sta succedendo con una lente critica e poi agire per potersi sempre conoscere, non si finisce mai di conoscersi e attraverso questo processo
scopro qual è il mio servizio, come posso spendermi al meglio per gli altri. Ecco, io penso che lo scautismo sia davvero un metodo che possa impattare sul mondo, cambiarlo, perché semplicemente ti spinge, ti sprona a fermarti, a guardare dietro le tue spalle nel cammino della tua vita senza rimpianto, senza nostalgia, e ti sprona a concentrarti sulle orme che stai lasciando, a domandarti in maniera critica: ma queste impronte che sto lasciando sono d'esempio per qualcuno che verrà? Grazie mille. Difficile adesso però. Intanto vorrei la sua segnalazione a formatore sulla scrivania domani mattina. 1. Va bene, ciao a tutti. State bene? Sì. C'è la gente commossa, quindi adesso non so come procedere. Mi hanno detto che devo stare ferma, già lo so che non succederà, comunque mi perdonerete. Allora, come cambia il mondo dello scautismo? Intanto devo dissentire sulla parola cambiare, perché cambiare dà un po' un'idea di sostituire qualcosa che non andava bene con qualcosa che poi va meglio, o qualcosa di brutto con qualcosa di bello, o di sbagliato con qualcosa di giusto. Mi piace più l'idea dell'evoluzione, perché nell'evoluzione io posso mantenere il passato o quello che ho capito e posso andare oltre, posso andare avanti, posso migliorare. Più di 100 anni fa BP diceva: procurate di lasciare il mondo un po' migliore. Io non lo so se ci stiamo riuscendo in realtà, per qualcosa forse sì, per qualcosa un po' meno, però mi piace pensare che se non ci riusciamo noi, difficile che ci possa riuscire qualcun altro, perché la parola chiave o l'esperienza chiave dell'evoluzione potremmo dire è l'avventura. Chi di voi ha vissuto un'avventura? Spero che 100.000 mani si alzino. No? Ok. Tipi di avventure. Devo smontare l'alzabandiera sotto la pioggia tra poco, pare. Ho sbagliato strada in route e abbiamo fatto il giro del mondo e ok, fatta. Sono diventato capo il secondo dopo essere uscito dal clan, capo unità, ok, fatta, via, flag, fatta. Ok, che cosa sono le avventure? Sono quel qualcosa che mi fa uscire dalla mia orbita abituale. Immaginatevi di essere dei satelliti che girano intorno, sempre nello stesso giro. A un certo punto l'avventura è quel qualcosa che ci fa uscire fuori. Quindi ci fa uscire totalmente dalla nostra zona comfort, è una tensione che ci fa fare come un balzo in avanti, quasi una tensione evolutiva potremmo dire. Ma l'avventura funziona quando io poi torno a casa e la rileggo, la ricordo, quando io in una qualche maniera sono cambiato all'interno di questa avventura. Quindi potremmo dire che l'importante non è averla vissuta, ma è la postura dell'avventura, che è un po' un atteggiamento esistenziale, cioè essere a disposizione di uscire dalla zona comfort, ok, sto al freddo, dormo in tenda, ma poi a contattare quelli che sono i miei limiti, le mie capacità, le mie competenze e a vedermi diverso dentro questo e tornare a casa non più come prima. Questa capacità di vivere l'avventura è quello che ci aiuta ad evolvere. È come perdere l'equilibrio per centrarsi un po' meglio. Quando facciamo un passo accettiamo di uscire dal nostro equilibrio per andare avanti. E finché siamo in volo si fa un po' fatica, no? Si parlava prima dell'adolescenza come una nuova rinascita.
L'adolescente è quello che salta da un burrone all'altro, dall'essere bambino al mondo degli adulti, ed è sostanzialmente in volo, e finché è in volo c'è l'ebbrezza del volo ma anche la strizza del volo, e quindi in una qualche maniera io devo avere il coraggio di atterrare dall'altro lato. Quindi l'avventura che noi viviamo in questo senso è quello che ci aiuta ad evolvere. BP ha intitolato la sua biografia La mia vita come un'avventura, no? Ed è una raccolta di tutti i suoi episodi autobiografici, e ogni vita è degna di essere raccontata, quindi comincia pure la tua autobiografia, perché se riusciamo a dirci in cosa sono evoluto all'interno di queste avventure, questo è quello che fa la differenza. Ora, i racconti dei nostri amici mi hanno un po' costretto a entrare sul personale, ma ci provo, quindi nello scautismo come mi ha cambiato? Allora, dovete sapere che io da piccolina non ero una tipa super atletica, donna dei boschi, no, anzi, mio papà mi chiamava la signorina Disastrini. Immaginatevi l'autostima di una bambina che pensa di io adesso sto per fare dei disastri. Poi ero molto pigra, pare che gli sport non fossero cosa mia, e infatti mi hanno iscritto a danza. Immaginatevi il tutù rosa, tutte le ballerine magrette, ok. Poi finalmente mi danno il permesso di entrare nel gruppo scout e mia zia, giusto per ciliegina sulla torta, dice: non ce la farà mai, che è tutta fissata con l'igiene, come fa in tenda, ok? Quindi evidentemente era una tipa poco agile, non adatta alla vita all'aria aperta e sostanzialmente non capace di fare delle cose. Sono entrata proprio, con un certo slancio. Dopo alcuni anni di scautismo, passati insomma con una certa felicità, potremmo dire, ok? Mi domandano di fare la maestra in un agriasilo. Io sono laureata in ostetricia, quindi dico: guardate che io sono laureata in ostetricia, sì, ma ci serve qualcuno che sappia sporcarsi le mani, ci serve qualcuno che accenda il fuoco, ok, faccia l'orto, vabbè, questa cosa la posso fare. E scopro che in realtà avevo delle competenze, che quando era freddo accendevo il fuoco anche con una certa velocità, che quando arrivava una nanerotta: maestra, mi fai un nodo che mi attacco all'albero, io con le mani tremanti, con questa gassa, sperando di non uccidere nessuno, e sono tutti vivi. Quindi nel frattempo comincio a capire, sì, ho delle competenze, quindi so fare qualcosa, ok. Poi nel frattempo questo qualcosa che so fare mi viene chiesto di raccontarlo, di spiegarlo, di insegnarlo agli altri. Quindi ok, so fare qualcosa e mi riesce anche, forse qualcosina lo posso dare, e quindi ho acquistato qualcosa che ha a che fare con la stima che io provavo verso me stessa. Quindi lo scautismo mi ha dato competenza, mi ha dato stima, autostima, mi ha dato legami, perché quando vivi un'avventura e la vivi difficile e la vivi fino in fondo, le persone con le quali la stai vivendo diventano fratelli. No? Non diventano amici, diventano quelle persone di cui non ti dimenticherai mai, e sono legami profondi, ok? Mi ha dato anche strategie di benessere, perché ho scoperto che stare intorno al fuoco, che tornare a casa con i vestiti che sanno di quel profumo, ok? Stare all'aria aperta, stare in mezzo alla gente, stare su un palco, suonare, cantare, mi faceva stare bene e mi rendeva felice. Quindi lo scautismo, potremmo dire, non mi ha solo insegnato ad arrangiarmi un po' meglio, quindi va bene, so montare una tenda, ok, o a essere un po' meno panzerotta di come potevo essere qualche anno fa, ma è riuscito a contattare quelli che sono gli ambiti della salute. Quando vi chiedono come state, come stai, la risposta a tempo zero è bene, perché se cominciassimo veramente a dire alla gente come stiamo, tanto vorrebbero 75 euro l'ora, 2, e funziona che non li molliamo più, perché un conto è
Ok, non ho dolori, posto che la metà comincia, vabbè, non ho dolori, ho gli esami ematochimici nella norma, va bene, non ho ossa rotte, ok, possiamo dire, ma sono triste, sono felice, sono preoccupato, sono frustrato, sono in ansia, tutta la vita emotiva, come sto? E dal punto di vista relazionale ho delle persone intorno a me che mi sostengono, che mi vogliono bene, il mio capo non mi fa penare tutti i giorni al lavoro, la mia famiglia, ho fatto pace con quell'adolescente di un po' di tempo fa, ci siamo capiti, ok? E dal punto di vista spirituale ho trovato il mio posto nel mondo, sto facendo quello per cui ho studiato, vivo nella città dove vorrei vivere, ok? Quindi la salute è a questi 4, se vogliamo anche 5, ma questi 4 ambiti importanti, e lo scautismo riesce a contattarli tutti e 4. Con che cosa? I 4 punti di BP, che sono i pilastri dell'educazione, quindi salute e forza fisica, servizio al prossimo, abilità manuale e formazione del carattere. Non sono altro che i 4 ambiti della salute che si intersecano l'un l'altro. Quindi potremmo dire che lo scautismo rende persone in salute, no? Buoni cittadini e buoni cristiani potrebbe già essere più che sufficiente per dire come lo scautismo aiuta a migliorare il mondo, perché se tutti fossimo buoni cittadini e buoni cristiani, a posto, non ci sarebbe bisogno di molto altro. In realtà lo scautismo si propone di fare molto altro. State bene intanto? Tutto ok? Sì, avrei bisogno poi di un timing, a un certo punto mi dite Tino basta, ok. Si propone di fare molto altro perché chiediamo a dei ragazzini di 13 anni di promettere su delle parole giganti, tonde, luminose. Nella legge Scout che citavamo poco fa, che non è una legge al negativo, come ahimè potrebbero essere i 10 comandamenti, che è non rubare, non uccidere, ma è al contrario, è positiva, quello che viaggia verso questa direzione. Quindi nella legge si parla di onore, di fiducia, di lealtà, di fratellanza, di purezza, ok? Quando un bambino promette sul suo onore, un bambino a 13 anni promette sul suo onore di compiere il suo dovere verso Dio e verso il suo paese, non so a quanti di voi non viene la pelle d'oca durante le promesse, ok? Perché se questo continua a entrare nella nostra parlata, se la legge noi la ripetiamo a memoria, possibilmente tutte le volte che ci troviamo, prima o poi, no? Questa cosa entra veramente dentro. Perché in realtà BP ha scritto moltissimo. Perché è vero che lo scautismo passa dai piedi, no? Si impara facendo e in una qualche maniera ti lanciano, diciamoci la verità, tu prendi la partenza e ti lanciano. Sì, poi c'è tutta la formazione capi, bontà all'anima sua, però in realtà ti lanciano. E dici, ma sì dai, impari facendo, ma sono qui con te, ma ti lanciano lo stesso. Si impara facendo, passa dai piedi, comincia a fare il nodo e poi in qualche maniera, ok. Ma c'è un pensiero pedagogico profondo dietro allo scautismo, che il mondo non conosce tanto, perché gli scout chi sono? Quelli con le braghe corte che fanno confusione in treno, con le canzoni sguaiate o che insomma non profumano proprio di buono possibilmente e che si alzano tutti i giorni la mattina presto e la domenica prima perché evidentemente non hanno altro da fare. In realtà BP ha scritto tantissimo, un po' perché secondo me era un nuovo saggio, un po' mi piace pensare perché ha compreso una verità fondamentale e che è che la parola crea la realtà. Se io non ho le parole, non ho i pensieri. Immaginiamoci un adolescente, scusate ma io a casa ne ho 3, uno più bello dell'altro, aspetta che la vedo lì, uno più bello dell'altro, però come va? Come stai? Non so, ho qualcosa ma non so che cosa, ok? Perché se non so dire quella parola che mi serve a
descrivere il mio stato d'animo, potrebbe essere noia, fastidio, frustrazione, tristezza, ansia, potrebbe essere qualunque cosa, ma se non riesco a descriverla non riesco a trovare una soluzione. Ma la parola descrive la realtà perché indirizza lo sguardo verso questa realtà. Clandestino, migrante, senza tetto, senza fissa dimora, handicappato, persona con disabilità, notte in tenda sotto la pioggia, avventura. Ma se io produco, scelgo quelle parole, queste parole creano il mio sguardo nel mondo. Ok? Siete d'accordo? Sì. Perfetto. Quindi ho distribuito in giro delle frasi di BP a delle persone che mi guardavano come questa è pazza, però no, adesso è facile, delle frasi di BP scelte un po' a caso tra le 1000 e proviamo a vedere se queste frasi dicono qualcosa di questa evoluzione, di questo cambiamento. Siccome ho un signore che mi sta guardando malissimo, voi le dite ad alta voce, io le ripeto perché così... ah no, guarda, c'è anche un microfono. Perfetto. Coraggio. Tutto col gioco, nulla per gioco. Perfetto. Che tipo di proposta è? Tu che sei quello che sei, puoi anche azzardare una risposta. Allora, qui BP ci sta proponendo di non prenderci troppo sul serio, no? Che giocare, lo abbiamo sentito, è un paradigma della vita. Però non per gioco, ok? Non perché non sappiamo cosa fare, ma giocare, i lupetti lo sanno, è una cosa seria, è importante, ma se evitiamo di prenderci troppo come personaggioni, questo ci aiuterà. Voi potete intervenire quando volete. Andiamo, procediamo. Sforzati sempre di vedere ciò che splende dietro le nuvole. Ok, sforzati sempre di vedere quello che splende dietro le nuvole. Io posso alzarmi la mattina e dire che giornata, ok? Ma posso dire, ara che se verse. Secondo me, no, i capi clan questa cosa la sanno bene, perché il rifugio è dietro la prossima curva e mentono sempre tutti, non è vero niente, e comunque il nuvolone che sta arrivando, benedetto Kai, non è mai così grave, ok? Quindi sforziamoci di vedere che se noi portiamo il nostro sguardo sul nostro ombelico, no? Forse la cosa è più cupa di come ce la immaginiamo. Alzarlo e guardare che veramente sopra le nuvole c'è sempre il sole, ci aiuta ad alzare alla postura, tenerla un po' dritta, la postura dell'avventura. Guida da te la tua canoa. Tu sì che hai un pensiero. L'autonomia che noi cerchiamo di trasmettere, di educare, è quello che poi hanno descritto un po' anche Martino e Carlo prima, insomma, la capacità poi di apprendere e di mettere in pratica da sé ciò che si è imparato. Benissimo. È la spinta a essere protagonisti del proprio viaggio. Questo mi capita di dirlo al corso preparto, scusate la digressione professionale, ma dico sempre, non so chi di voi ha partorito, qualcuno sì, potremmo vivere le contrazioni come uno tsunami che ci investe ed essere in piedi in un mare in tempesta, come potremmo essere il surfista che cerca di cavalcare le onde per andare oltre. Guida da te la tua canoa vuol dire sì, ci sono delle rapide, sì, è una giornataccia, sì, ma sei tu che decidi dove andare, sei ancora al timone, sei sempre al timone, perché in uno di questi 4 ambiti di salute, magari hai male, magari sei triste, magari non vivi nel posto dove vorresti, ma c'è un altro ambito che lo può sostenere. Faccio una digressione, ho una gamba rotta, sono in ospedale, in trazione, devo rimanere fermo e immobile, ma i miei amici vengono a trovarmi,
mi portano i compiti di matematica e in una qualche maniera il mio equilibrio di salute si ricompensa. Ho una malattia neurodegenerativa, la prospettiva di vita è difficile, ma divento il vicepresidente di un'associazione che raccoglie fondi e del tempo che mi resta da vivere il mio equilibrio torna in piedi. Ok? Quindi io sono ancora a bordo della mia canoa. Adesso. Nessun profumo vale l'odore di quel fuoco. Sei d'accordo? Sì, allora, io sono solo al primo anno di clan, però diciamo che sto uscendo un po' dalla mia fase adolescenziale, ma in realtà sono ancora dentro. Qua c'è un applauso. Diciamo che, riprendendo la metafora di prima, sto uscendo dall'uovo e mi trovo spesso in contesti, per esempio a scuola oppure anche nello sport, in cui magari i miei amici mi chiedono come cosa fai a scout, perché trovi la voglia di andarci, però cioè, come dice la frase, nessun profumo vale l'odore di quel fuoco, come faccio a spiegare agli altri quello che faccio se nessuno lo prova? E quindi sì, mi trovo d'accordo. Io non ho niente da aggiungere onestamente. Perfetto. Butta il cuore oltre l'ostacolo. Ok, aggiungo, secondo me BP l'ha pensata fortissima, senza perdere di vista né il cuore né l'ostacolo, perché alle volte lanciamo veramente oltre, però non fermiamoci a guardare i su e i giù della nostra strada, no? Immaginatevi la nostra strada come delle onde, potremmo essere giù, ma vuol dire che poi risaliamo, vuol dire che poi riscendiamo, quindi c'è qualcosa, c'è la tua energia, c'è la tua visione, c'è la tua immaginazione che può andare oltre quell'ostacolo lì. Se non c'è una soluzione evidentemente non è un problema, però... Non ricordo quante erano in giro, mi sa che siamo... Un sorriso fa fare il doppio della strada di un brontolio. Già. Hai un pensiero? Cioè, la verità. La verità sì. Perché potremmo lanciarci in spiegazioni dei neuroni specchio e quindi se vedi qualcuno sorridere qualcun altro ti risorriderà. Potremmo lanciarci in spiegazioni un po' più sottili che se riesco a cambiare l'energia del campo intorno a me le persone vengono contagiate da questa energia buona. Potremmo anche dirci che a nessuno piace essere guidato da un capo brontolone, ok? Però mi capita di entrare in situazioni anche professionali o in consiglio regionale, no, siamo registrati però, vabbè, ormai l'ho detto, in cui tu entri, respiri e dici, senti mo, e il tuo sorriso, la tua postura, i tuoi giochetti stupidi, potrebbero cambiare un po' la situazione. Sono concluse, vero? E anche il mio tempo, penso. Perfetto, allora concludiamo. Tutto questo per dirci che lo scautismo in realtà si propone di sostenere la creazione di persone significative e felici. Perché è vero che la felicità è procurare la felicità degli altri, però io non posso procurare la felicità degli altri se non sono felice io. E la persona con la quale io avrò a che fare tutta la vita sono io. No? Di conseguenza essere felici vuol dire conoscere i propri limiti, guardarli con coraggio e lavorarci su, ma conoscere anche le proprie competenze, le proprie risorse, le proprie capacità e sentirsi persone ricche. Significa anche andarsi a cercare quello di cui ho bisogno lì dove posso trovarlo, perché la felicità è contagiosa, crea salute e rende il mondo un po' migliore. Grazie.
venire qua, che così facciamo un bel applauso. Grazie mille, perché ci avete anche raccontato un po' di voi stessi, tutti quanti, e questo ha aggiunto una grande partecipazione, e questo è stato bello, è stato come fare una chiacchierata attorno a un fuoco di bivacco in certi momenti, quindi molto molto bello. E noi volevamo anche ringraziarvi con dei piccoli omaggi. Partiamo dal più giovane, direi. Martino, questo è per te. Grazie mille. Carlo, caro nostro Carlo. C'è il modulo per il formatore del... Sì. Carlo, sarai l'invidia di tutti in comunità capi perché sei l'unico ad avere la borsetta, quindi fai un Martina, a te. Ah, faccio dello spirito divino, sì, per aiutarti nei momenti difficili. Ecco, noi ci rivedremo per un'altra diretta e per un'altra conferenza il 29 di maggio. Parleremo in quel caso di competenze e il gioco delle competenze. Ci saranno anche in quell'occasione degli ospiti speciali. Io ringrazio tutti, ringrazio anche tutti la platea per essere così numerosa, ringrazio nuovamente l'amministrazione e l'assessore Sardi, e buona serata e arrivederci.